Al via da domani le iniziative promosse in occasione della Festa dell'Immacolata, che quest'anno coinvolgerà nel corso delle celebrazioni eucaristiche pomeridiane tutti i parroci del centro storico, per attenzionare i forti legami di comunione tra le varie comunità parrocchiali della città. La Festa della comunità e della città quest'anno sarà arricchita da iniziative particolari che prevedono, oltre alle funzioni, alla consueta messa e alla processione, una mostra fotografica sulla Festa dell'Immacolata nella storia. Ed è un momento importante perché vogliamo venerare Maria, la Madre di Dio, ma in questa maniera vogliamo anche fare in modo che la nostra fede possa essere alimentata attraverso le catechesi, le omelie, attraverso anche le varie attività che sono state programmate. Numerose, dicevo, le iniziative anche legate alla celebrazione, alla Festa dell'Immacolata. E quest'anno abbiamo avuto la possibilità di poter organizzare diverse manifestazioni. La prima verrà inaugurata domani pomeriggio ed è la mostra della Festa dell'Immacolata nella storia, una mostra molto interessante. Voi già potete vedere alcuni pannelli, sono 20 pannelli che raccolgono fotografie, immagini dell'Immacolata, delle processioni, della chiesa, della basilica, delle cappelle chiaramontane e poi dei vari trasferimenti in cattedrale, a Sant'Alfonso, a San Calogero e poi l'Immacolata in Sicilia, l'Immacolata nei vari paesi della provincia d'Agrigento. Un momento clou sarà anche l'esposizione degli ori e degli argenti donati dai devoti alla Madonna. Ecco, anche questa mostra sarà certamente interessante, è curata dalla dottoressa Gabriella Costantino, direttore del Museo regionale, perché un desiderio coltivato da tanti anni finalmente si realizza: esporre gli ecchisi voto. Non ci sono cose preziose, ma anche tante cose normali, semplici, non di grande valore. Noi non vogliamo fare una mostra espositiva di cose di valore, ma vogliamo fare una mostra di, io la definisco di ecchis voto, cioè la gente che si rivolge alla Madonna chiedendo una grazia oppure offre un orecchino, un braccialetto per ringraziare la Madonna per un beneficio ricevuto. Un impegno costante è quello di voi componenti della Confraternita dell'Immacolata anche in questa occasione della celebrazione della festa. Diversi impegni che durano quasi tutto l'anno. La confraternita non sta attiva soltanto per i festeggiamenti, ma fa un cammino che dura tutto l'anno. Ci prepariamo con la preparazione del fercolo, con tutto ciò che riguarda la processione, e poi il 7 ci dedichiamo alla statua in sé per sé, con la vestizione, noi la chiamiamo, del simulacro, e tutto ciò che riguarda la novena e quant'altro.